Per chi ci ascolta, è facile immaginare una scena del genere. Una luminosa e tranquilla domenica mattina. L'aria è frizzante, il sentiero alpino è ben segnato. Una giornata perfetta, insomma. Esatto. Nello zaino ci sono gli scarponi di ricambio, una borraccia d'acqua e un innocuo panino avvolto nella stagnola, magari con un bel pezzo di formaggio locale. Una gita perfetta, lontana dal caos quotidiano. Mhm. Eppure, un dettaglio microscopico, magari, sai, dimenticato in una tasca laterale di quello stesso zaino, potrebbe all'improvviso trasformare questa idilliaca passeggiata in un reato penale, con tanto di rischio di arresto. È un'immagine che fa decisamente sobbalzare, guarda, perché mette vicini due mondi che di solito teniamo molto separati. Decisamente. Da un lato la pace assoluta della natura e dall'altro il peso implacabile e meccanico del codice penale, che si abbatte su un oggetto di uso banalissimo. Ed è esattamente da questo paradosso che parte la nostra esplorazione di oggi. L'obiettivo di questa analisi approfondita, insomma, è sviscerare una complessa impalcatura di novità legislative recentissime che stanno cambiando la vita quotidiana in Italia, in modo radicale e spesso del tutto invisibile. Chiaro, parliamo di regole che ridisegnano la percezione dello spazio, dalle vette alpine più isolate fino al centro nevralgico delle piazze cittadine, passando persino per le aule scolastiche. Per farlo, oggi abbiamo incrociato una serie di fonti eterogenee. C'è il testo ufficiale del nuovo decreto sicurezza, ovvero il decreto legge 24 febbraio 2026, numero 23. Poi abbiamo guardato articoli dal mondo dell'escursionismo, come l'analisi molto dettagliata del blog Web Andana. Molto interessante quella. Vero? E poi comunicati ufficiali del Club Alpino Italiano e del Senato riguardanti un'altra misura fondamentale, cioè il nuovo DDL Montagna. Sono curioso di sapere come vedi il collegamento tra tutte queste cose. Guarda, il filo conduttore che unisce tutte queste fonti, anche quando sembrano parlare di cose diametralmente opposte, è affascinante. È il tentativo dello Stato di usare confini rigidissimi, quasi geometrici, per cercare di controllare una società sempre più complessa. Cioè si cerca di misurare tutto. Esatto, si misurano i centimetri, le altitudini, si tracciano perimetri virtuali, si cerca di normare la realtà ingabbiandola in definizioni matematiche. Allora, cerchiamo di sbrogliare questa matassa partendo proprio dai centimetri. Torniamo al nostro escursionista. Il decreto sicurezza 2026 introduce quella che potremmo chiamare la dura legge dei 5 centimetri. Una regola molto stringente. Sì, il testo vieta in modo assoluto di portare fuori casa coltelli pieghevoli che abbiano una lama superiore appunto a 5 centimetri, se dotati di meccanismi di blocco della lama o apertura a scatto. Le fonti citano sistemi come il liner lock o il backlock. Per chi non mastica termini tecnici, di cosa stiamo parlando esattamente? Allora, si tratta di meccanismi di sicurezza basilari. Un liner lock, per fare un esempio pratico, è semplicemente quella piccola linguetta metallica interna al manico che scatta in posizione quando apri la lama. Ah, serve a non farsi male in pratica. Esattamente. Impedisce alla lama di chiudersi accidentalmente sulle dita mentre stai tagliando qualcosa. È nato per proteggere l'utente. Il problema è che la legge ora guarda a questo meccanismo non come a una tutela, ma... Come a una minaccia. Sì, come... ha una caratteristica che trasforma un arnese da taglio in una potenziale arma, perché una lama bloccata offre molta più stabilità in un eventuale scontro fisico. E le conseguenze per chi viene trovato con uno di questi strumenti in tasca? Non sono un semplice rimprovero. Leggendo il testo si parla di arresto da 6 mesi a 3 anni e di sanzioni economiche che possono schizzare fino a 10.000 euro. Cifre altissime, vero? Altissime! Ma la cosa che fa capire davvero la severità sono le sanzioni accessorie. Chi viene fermato rischia la sospensione della patente di guida o la revoca del porto d'armi. Cioè, insomma, si viene colpiti sulla propria capacità di muoversi. Assolutamente. E c'è una stretta fortissima anche sui minori, eh? Ah, giusto, i genitori. Esatto. La logica del legislatore qui è intervenire alla radice. Se l'infrazione è commessa da un minorenne, la legge sanziona direttamente i genitori con una multa dai 200 ai 1.000 euro. Il messaggio è chiaro. La famiglia deve controllare cosa i ragazzi mettono in tasca prima di uscire. E per chiudere il cerchio, mi pare che venga vietata anche la vendita online.
Sì, c'è l'obbligo per le piattaforme e-commerce di implementare sistemi di verifica dell'età molto più seri di un semplice click su «ho più di 18 anni». Però ecco, fermiamoci un attimo a ragionare. Posso capire il tentativo di arginare le risse giovanili o il problema delle baby gang togliendo dalle strade le lame a scatto occultabili. Certo, è un problema reale. Ma l'effetto collaterale di una legge così a strascico è che chi va per boschi si ritrova in un campo minato legale. Leggendo il blog Web Andana si scopre che in montagna esiste il cosiddetto giustificato motivo. La deroga per l'outdoor. Esatto. In teoria, se uno va a fare trekking o a cercare funghi, può portare lame fisse sotto gli 8 centimetri o pieghevoli senza blocco. Ma c'è un trucco. L'oggetto va tenuto rigorosamente chiuso dentro lo zaino durante il tragitto, mai addosso. Mai in tasca, esatto. E qui sorge un dubbio molto pratico. È come se la legge considerasse un banale strumento per tagliare il formaggio al pari di un equipaggiamento d'assalto. Se il nostro escursionista, tornando a casa, si ferma in un bar affollato per prendere un caffè, con lo zaino in spalla, Lì nascono i problemi. come fa a dimostrare a un posto di blocco che quell'arnese serve per i funghi e non per minacciare qualcuno nel locale? Questa è la spaccatura fatale tra la rigidità di una legge nazionale e, diciamo, la fluidità della vita reale. La legge non si interessa affatto delle intenzioni dell'escursionista in quel preciso momento. Guarda solo l'oggetto. Guarda solo il potenziale dell'oggetto in uno spazio affollato come un bar. E infatti il Club Alpino Italiano ha reagito duramente. Hanno definito queste norme assurde per chi vive l'outdoor. Posso immaginare, in montagna è uno strumento di lavoro. Esatto. Nel bosco un coltello serve per tagliare una corda incastrata, preparare un riparo o per il primo soccorso. Il CAI ha chiesto emendamenti urgenti per evitare che, cercando di controllare il caos urbano, si finisca per criminalizzare chi vive la natura. Ma sai, questa ossessione per la misurazione del pericolo non si ferma alla lama di un coltello. Il governo sta applicando questo stesso righello anche alla geografia del paese, per decidere chi debba ricevere risorse. E qui entriamo nella seconda fase del nostro viaggio, tra le fonti, il DDL Montagna. Un provvedimento davvero storico. Infatti, da una parte col decreto sicurezza si puniscono quasi per sbaglio gli escursionisti. Dall'altra lo Stato vara una legge in Senato nel settembre 2025 per implorare i cittadini di non abbandonare quelle stesse montagne. Sì, un impianto normativo che mancava dal 1994, e le cui radici storiche risalgono addirittura al 1952. Il DDL Montagna è un tentativo di affrontare una crisi emorragica, cioè lo spopolamento, che non è solo malinconia, è un rischio strutturale per il paese. Perché se la montagna si svuota, frana tutto a valle. Esattamente. Nessuno fa più manutenzione ai boschi e ai corsi d'acqua. Le conseguenze idrogeologiche poi si riversano sulle città. E i numeri sul tavolo, leggendo il testo, parlano di circa 200 milioni di euro all'anno per il triennio 2025-2027. L'idea è creare incentivi potenti per spingere medici, infermieri e insegnanti a trasferirsi a lavorare in alta quota. Per salvare la sanità e l'istruzione, insomma. I pilastri? Esatto. Ma c'è un passaggio chiave. La legge introduce criteri normativi severissimi per definire legalmente cosa sia una montagna. Altitudine, pendenza. Perché questa necessità di definire tutto così rigidamente? Se colleghiamo questo al quadro generale, il motivo è chiaro. Serve per evitare che un comune in collina, magari a 100 metri sul livello del mare, assorba i fondi destinati a un borgo alpino che resta isolato dalla neve 3 mesi all'anno. Ah, per non disperdere i soldi a pioggia. Precisamente. Questo è il cuore del meccanismo. Senza una definizione legale inattaccabile, i fondi si sprecano. Creare un perimetro geografico basato su altimetria e indici di disagio crea un argine legale attorno alle risorse. Però, facciamo un po' di conti. 200 milioni all'anno sembrano una cifra astronomica sul titolo di un giornale, ma se li dividiamo per tutte le migliaia di comuni montani in Italia, tra Alpi e Appennini, Diventano pochi. non è un po' come cercare di riempire un lago usando un cucchiaino? Le fonti riportano che molti amministratori locali sollevano proprio questa obiezione. Le critiche sono estremamente concrete, sì.
E poi fa impressione notare che manca del tutto un piano strutturale per l'adattamento climatico, per aree che vivono di turismo invernale. È un paradosso, è vero. Il rischio che questi fondi vengano fagocitati dalla burocrazia e siano insufficienti è altissimo. Ma dal punto di vista legislativo, il primo passo era ripristinare la categoria montagna nell'agenda politica. Certo, almeno esistere sulla carta. E allora scendiamo da queste cime alpine e andiamo dritti nelle metropoli, perché la terza sezione delle nostre fonti ci mostra come questa mappatura stia stravolgendo lo spazio urbano. Il decreto sicurezza cambia le regole nelle strade, introducendo le zone a vigilanza rafforzata. Questo è un cambio di paradigma totale. Fino ad oggi la piazza era per definizione lo spazio pubblico aperto a chiunque. Ora il prefetto ha il potere di vietare fisicamente l'accesso a specifiche aree, fino a 18 mesi a individui già denunciati per violenze o spaccio. E qui le cose si fanno davvero interessanti. Cioè stanno praticamente applicando la logica del firewall di un sito web alle strade della città. Il legislatore sta tracciando dei recinti invisibili. Ottima analogia, davvero. La mappa non è più fatta solo di asfalto e strade, ma di zone rosse legali, dove una fedina penale sporca ti impedisce fisicamente di camminare. Se il tuo IP è segnalato, il server ti nega l'accesso alla piazza. L'analogia informatica calza a pennello perché si passa da un controllo di massa a un controllo chirurgico sull'individuo. Dobbiamo ricordare che la legge, se analizziamo i dati in modo imparziale, risponde a un'epoca di rabbia sociale e di un'aumentata microcriminalità mirata. A proposito di digitale e microcriminalità, c'è un altro passaggio del decreto sul furto dei cellulari o delle carte? Ah, il furto con destrezza. Esatto. Un dettaglio che tocca letteralmente chiunque prenda un autobus. Fino a ieri rubare un telefono era un furto normale. Ora è catalogato come aggravato. La legge ammette che rubare uno smartphone causa un danno patrimoniale di rilevante gravità. Perché non ti sembrano portato via solo un pezzo di vetro e silicio? Certo, ti rubano l'accesso ai conti correnti, l'autenticazione a 2 fattori, la tua intera identità digitale. Il legislatore ha finalmente compreso la meccanica della vita moderna. Il valore dell'oggetto è nel portale di accesso che rappresenta. Riconoscere questa gravità serve a creare un deterrente molto più forte per i borseggi. Ma c'è un'altra area della vita urbana che viene pesantemente normata: le manifestazioni pubbliche. Le regole per i cortei subiscono una stretta fortissima. Sì, le multe sono altissime. Dai 1.000 ai 10.000 euro per chi non rispetta i percorsi prescritti o blocca i soccorsi, e la multa arriva sempre a 10.000 euro per chi si copre il volto per non farsi riconoscere. C'è pure una sorta di daspo per le piazze, per chi ha precedenti nei disordini. In questo caso dobbiamo analizzare la sociologia della folla. L'obiettivo della norma qual è? È disinnescare l'anonimato. Togliere lo scudo, diciamo. Esatto. La folla è un moltiplicatore di forza, ma anche uno scudo perfetto per i violenti. Sanzionando chi si copre il viso o devia dal percorso, lo Stato cerca di rendere la massa prevedibile. Perché una massa prevedibile può essere gestita. Una massa anonima e caotica è solo una minaccia per l'ordine pubblico. Quindi montagne recintate da altimetrie, centri urbani blindati da firewall e i cortei che devono seguire traiettorie perfette. Con una pressione del genere, tutto il peso inevitabilmente si scarica su chi queste regole deve farle rispettare. E così arriviamo all'ultimo capitolo. Chi ci protegge? I nuovi presidi di legalità. Perché più lo Stato espande le definizioni di cosa è pericoloso, più le forze dell'ordine e i presidi sociali sono messi sotto sforzo. I dettagli qui sono una fotografia della società attuale. C'è un inasprimento vertiginoso delle pene per le lesioni contro dirigenti scolastici, insegnanti e controllori dei treni. Aggredirli ora è equiparato per gravità ad aggredire un poliziotto. Un messaggio simbolico fortissimo. La legge dimostra che la società percepisce minacce in spazi che un tempo erano porti sicuri. Ma solleva una domanda critica. Equiparare un insegnante a un poliziotto è forte, ma aumentare le pene risolve la causa della violenza scolastica? O è solo un cerotto su una ferita molto più profonda, che ignora il fatto che una classe è diventata un potenziale ring? È un'obiezione che tocca il cuore del diritto. Il legislatore opera con gli strumenti che ha, cioè la deterrenza. Aumentare la pena non cura il disagio sociale, ma crea una barriera legale estrema. Purtroppo si prende atto che la scuola e il treno sono ormai zone a rischio come una frontiera. E a proposito di frontiere e polizia,
Le regole cambiano anche per loro. Si introduce il concetto di causa di giustificazione per l'uso della forza. Se un agente agisce entro queste regole, l'indagine preliminare viaggia su un binario garantito. Come funziona? Prima, quando un agente usava la forza, scattava spesso un'indagine come atto dovuto, che paralizzava la sua carriera prima di accertare i fatti. Ora, se è evidente la legittima difesa o il dovere, l'indagine non lo tratta subito da indagato ordinario. Si tutela l'operatività. A questo si aggiungono concorsi interni agevolati, persino sconti sui requisiti fisici per chi ha competenze informatiche. Ha senso. Un hacker investigativo non deve per forza correre i 100 metri in 10 secondi. Certo. E poi il controllo si stringe nelle carceri. Regole più dure sui permessi premio, specie per il 41 bis. E per i detenuti stranieri c'è l'obbligo di cooperazione sull'identità. Se non dicono chi sono, pesa sulla valutazione della loro pericolosità. L'identità in pratica diventa l'unità di misura della minaccia. E questo si collega direttamente al tema delicatissimo dell'immigrazione. Dove leggiamo dei dero di Finway in 28 per i centri di accoglienza, fondi svizzeri in arrivo e soprattutto la possibilità di usare la Croce Rossa italiana bypassando il codice degli appalti. Questo è forse il dato più indicativo. È la dimostrazione plastica di uno Stato in modalità emergenza sistemica. Si bypassano i vecchi strumenti perché la realtà si muove a una velocità incompatibile con la normale burocrazia. Riavvolgendo il nastro di questo lungo viaggio tra le fonti, l'orizzonte è impressionante. Siamo partiti da un coltellino in un bosco silenzioso e siamo arrivati a un'immensa macchina legislativa. Una macchina che tenta di blindare uno smartphone, definire l'altitudine di un borgo, cacciare i violenti con confini invisibili e trasformare la cattedra di un professore in un posto di blocco. Quello che emerge è una tensione profonda e irrisolta tra il bisogno di libertà, tradizione e spazi aperti e l'urgenza ansiosa di sicurezza, che impone un controllo sempre più pervasivo. Ed è proprio questa tensione che ci lascia con un'ultima suggestione per chi ci ascolta. L'intero impianto normativo si basa sempre più su definizioni rigide, millimetri, altitudini, megabyte. La vera domanda da farsi per il futuro è: più ci affidiamo a confini così rigidi, più rischiamo di perdere quegli spazi di spontaneità e di convivenza naturale che rendevano vive le nostre città e montagne. Forse un giorno avremo bisogno di consultare un manuale di diritto penale prima ancora di preparare lo zaino. Grazie per averci accompagnato in questa esplorazione. Auguriamo a chi ascolta una buona digestione di queste complesse informazioni e nel dubbio controllate bene cosa c'è sul fondo dello zaino.